Brutto e vincente il Treviso di Zanin, batte il Valenzana nel recupero infrasettimanale ed ora si trova a 4 punti dal 2 di testa. Vediamo. Un Treviso non certo brillante ma che centra l'obiettivo dei 3 punti. L'11 di mister Zanin ha avuto la meglio, non senza qualche apprensione, della Valenzana, ultima in classifica ma non certo rassegnata. Finisce 2-1 il recupero della partita sospesa per neve allo stadio Tenni. Al quarto parte il Treviso con una punizione alle stelle di Di Girolamo, poi la Valenzana in 2 occasioni, prima con Altieri da fuori area, fuori di poco, e poi il sinistro di Enrico, a lato di un soffio. Quindi Righini da lontano, ma la palla finisce fuori. Al 30° si fa vedere il Treviso con Torromino da lontano, Serena alza sopra la traversa. Al 35° il gol del Treviso. Lancio perfetto di Spinosa, dopo aver saltato 3 avversari, Maracchi sbuca in spaccata e batte Serena. Nella ripresa partono meglio i biancocelesti, bella azione, ma Bandiera spreca tutto. Ancora il capitano da lontano, ma il tiro è centrale, facile preda del portiere. Poi cresce la Valenzana, al 70° Lomenzo si addormenta in aria e Visentin recupera. Poi Berselli dalla distanza, tiro deviato in angolo. Il gol è nell'area e arriva un minuto dopo. Al 76° cross di Righini e Blondette batte Campironi sul secondo palo. Il Treviso reagisce e segna 2 minuti dopo. Maracchi entra in area di rigore, Serena esce ma non trattiene, la palla finisce a Giorico che segna a porta vuota. Poi solo Valenzana, ma l'arrembaggio è senza esito. I tifosi si devono aspettare sofferenza e devono partecipare con noi perché senza sofferenza non si va comunque da nessuna parte. È una qualità della squadra, ha saputo soffrire, il primo caldo, avevamo tanti giocatori in difficoltà, nonostante questo siamo andati in vantaggio, abbiamo anche subito purtroppo per l'ennesima volta su un calcio piazzato, abbiamo perso la marcatura, quindi dobbiamo migliorare anche su quello.